È iniziato in Consiglio regionale del Veneto l'esame del bilancio e della legge finanziaria 2013, ma sui lavori dell'Assemblea incombe la bufera giudiziaria Mantovani Costruzioni, il gruppo edile che negli ultimi 10 anni si è aggiudicato gli appalti pubblici delle grandi opere in Veneto, dal Mose al Passante di Mestre. L'accusa ipotizzata dai magistrati è frode fiscale e fondi neri per 10 milioni di euro, soldi che sarebbero serviti per alimentare un sistema di tangenti. Parallelamente al lavoro della Procura, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha istituito un nucleo ispettivo interno alla Giunta chiamato a far luce sull'eventuale coinvolgimento di Veneto Strade o Veneto Acque nello scandalo. Entro una decina di giorni sarà presentato un dossier che verrà messo a disposizione della magistratura. Beh, da quello che si legge, dai dati che abbiamo in nostro possesso, sono anni che non c'entrano nulla con questa amministrazione. Proprio per questo ho voluto che la verifica, ho voluto io assieme a tutta la Giunta unanimità, che questa verifica sia fatta non solo per le due società apparentemente coinvolte, ma anche per tutte le altre società della Regione. Guardi, noi stiamo facendo un monitoraggio in generale dei project, anche perché ci serve per sapere i costi finanziari che comunque abbiamo ereditato e dobbiamo sostenere come amministrazione. Dall'altro abbiamo anche la necessità di guardare fino in fondo dentro al sistema, visto e considerato che oggi di tutta questa partita non ne sappiamo nulla, l'abbiamo appreso dai giornali in virtù di questa inchiesta da parte della Procura. L'iniziativa del governatore del Veneto non trova tutti d'accordo. Il PDL sostiene che indagare sia il mestiere della magistratura e la commissione d'inchiesta interna della Giunta rischia di creare solo confusione. Lucio Tiozzo, capogruppo del PD al Consiglio regionale, ritiene ridicola una commissione d'inchiesta nominata solo da una parte politica. I membri, sottolinea Tiozzo, dovrebbero essere scelti dall'intera Assemblea.